Per quanto riguarda cultura, sport e politiche giovanili, voi sapete, io di recente ho accompagnato a Portogruaro l'assessore provinciale allo sport, alle politiche giovanili e alla cultura Raffaele Speranzon. L'ho fatto in primo luogo perché ci tenevo che potesse prendere contatto, conoscenza direttamente con una realtà che io giudico estremamente importante per la nostra città, per la nostra comunità, che è la Fondazione Santa Cecilia. Cosa penso sulla Fondazione Santa Cecilia? Penso che Bertoncello e Zoggia si siano comportati da irresponsabili. Nell'assemblea dei soci del 30 marzo 2009 hanno dato al Consiglio di amministrazione l'indicazione di proseguire le attività della Fondazione con una struttura dei costi tale da comportare un disavanzo di 360.000 euro nel solo esercizio che va dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009. Hanno dato l'avanti tutta, sapendo che così facendo avrebbero mandato la Fondazione verso il baratro. È assurdo che ci sia qualcuno, a mio modo di vedere, è assurdo ci sia qualcuno che abbia pensato di anteporre il proprio interesse personale, in questo caso elettorale, a quello pubblico, vale a dire alla buona amministrazione di una istituzione così prestigiosa ed importante qual è la Fondazione Santa Cecilia. Il nuovo teatro cittadino è stato inaugurato in campagna elettorale con una importante cerimonia inaugurale. Peccato solo che, dopo il taglio del nastro, ci vorranno ancora parecchi mesi prima che l'opera sia veramente completata e consegnata alla cittadinanza nella sua interezza. Ma è evidente che quella di Bertoncello non è stata una scelta elettorale, ma il fulgido esempio di una politica virtuosa e vicina alla gente. Come ci saremmo comportati noi, al posto loro, sicuramente avremmo affrontato la situazione in tempo, senza tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto, così come ha fatto la sinistra. Sicuramente non avremmo fatto una inaugurazione faraonica di un mezzo teatro, ma avremmo risparmiato risorse per dedicarle ad altre attività, prime fra tutte la scuola di musica. Avremmo inoltre cercato di ridurre alcune attività per razionalizzare i costi e renderli coerenti con le risorse disponibili. Quello che ancora nessuno ha detto è che oltre al disavanzo di 360.000 euro nell'anno di esercizio che vi ho ricordato prima, le previsioni per il prossimo anno non sono certo migliorative, dato che senza intervenire oggi si arriverebbe ad un ulteriore disavanzo di altri 700.000 euro. Una voragine, ma ritengo giusto partecipare, rendere, comunicare queste informazioni alla gente, visto che a mio avviso si fa molta disinformazione. A mio avviso si fa molta disinformazione. Hanno fatto una voragine. È giusto che tutti quanti sappiano che tipo di amministrazione in 20 anni il centro-sinistra ha dato a Portogruaro, che tipo di scelte sono state fatte. Noi avevamo accusato un anno fa la maggioranza del centro-sinistra di aver realizzato un bilancio di previsione elettorale costruito ad hoc per arrivare alle elezioni. Guardate cosa accade adesso che riusciamo ad entrare nei gangli del potere, laddove non avevamo una rappresentanza, che cosa riusciamo a capire, cosa sta dietro la cosiddetta amministrazione di centrosinistra. Stanno scelte di questo tipo che sono fatte sulla testa di tutti quanti noi e che sicuramente non fanno gli interessi di Portogruaro.